scosse fanno tremare la Pedemontana, la prima alle 16:20 di oggi con magnitudo 3.5, sono 20 finora dall'altra notte, ancora paura in tutta la zona. Continua ad essere virale sul web il video fatto girare dai Novax nel quale Zaia sostiene di non volersi vaccinare, una fake news che vi spieghiamo mostrandovi cosa ha detto il governatore realmente quel giorno. Aperto da oggi il punto rosa al centro vaccinale di Villarba, pensato per le donne in gravidanza, perché anche su questo tema le false notizie sono tantissime. Finisce in rapina un furto in casa in pieno centro, l'anziano derubato, spinto a terra e ferito da 2 giovani nomadi, la prima di soli 16 anni, la seconda incinta, interviene la polizia e le blocca. E contro i furti torna la vigilanza autofinanziata dai cittadini in 5 comuni della Marca su iniziativa dell'associazione Furti in Corso, controlli estesi anche alla fascia oraria dalle 18 alle 22. Dal 1° ottobre scattano gli aumenti di luce e gas, malgrado le contromisure adottate dal governo. Abbiamo chiesto ai trevigiani come si comporteranno. Grande opportunità domani sera dalle 21 per gli spettatori del gruppo Media Nord-Est. Su Tele Nord-Est infatti sarà possibile assistere in chiaro al match di Champions League tra Juventus e Chelsea. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e ancora in primo piano le scosse nella Pedemontana, nella zona dell'Alta Marca. Una nuova scossa di terremoto avvertita chiaramente dalla popolazione nel pomeriggio, magnitudo 3.5 dalla zona di Miane in avanti, nell'area da Miane, vicino a Miane, ma non solo, e poi un'altra raffica di scosse, sono 20 in totale dall'altra notte. Nuova scossa di terremoto alle 16:20 di oggi, avvertita distintamente nella vallata e nel quartiere del Piave. Epicentro ancora una volta Miane, a circa 4 km a nord-ovest dell'abitato. La medesima localizzazione delle scosse che l'altra notte hanno spinto molti abitanti della zona a uscire di casa ad aspettare il mattino in strada. 3.5 della scala Richter, la magnitudo della scossa. 3.5 significa che viene avvertito in maniera importante dalla popolazione. Nessun danno. Ovviamente noi siamo costantemente in contatto con l'Istituto Oceanografico che ci fa tutta la parte relativa ai sismi e ci confermano quello che avevano già anticipato ieri, e cioè che è un'attività sismica in un'area che ovviamente è a rischio sismico, non dimentichiamocelo mai, è un'attività sismica che è già accaduta anche in passato, nel 2015 e nel 2011. Nel 2015 ci sono state delle scosse di questa intensità anche a distanza di qualche giorno una dall'altra. Nell'ora e mezza successiva raffica di scosse, una ventina in tutto, comprese le 6 dell'altra notte, tra cui una di magnitudo 3.6 registrata a Valdobbiadene. Per l'Istituto Oceanografico non si tratta di scosse definibili come certamente premonitrici di episodi di intensità maggiore, fatto salvo che il terremoto può avvenire a prescindere da un eventuale sciame sismico. Il monitoraggio, spiega l'assessore regionale, continua. L'attenzione rimane sempre massima, ovviamente invitiamo tutti i cittadini a prendere visione, ma questo non solo i cittadini di quel comune, di quella zona, ma di tutto il Veneto, in modo particolare delle aree sismico maggiore, di prendere visione del piano di protezione civile comunale, ogni comune ne è dotato, e di quegli accorgimenti che sono da mettere in atto, a volte anche semplici, per essere pronti ad affrontare situazioni di rischio come quelle del sisma. Tra la gente cresce l'inquietudine. Lo stesso Bottacin l'altra notte si trovava proprio a Miane quando si sono verificate le scosse. Ovviamente quando senti una scossa che avverti in maniera importante è chiaro che sale la preoccupazione. Però vorrei ricordare che in queste zone il rischio sismico è sempre presente e quindi l'attenzione deve essere sempre massima, non solo nel momento in cui si verificano queste situazioni, ma anche nella normale quotidianità, il che non vuol dire non vivere. Ovviamente tutti gli accorgimenti che possiamo mettere in atto per continuare a vivere nella maniera più sicura possibile vanno messi in atto. Intanto proprio dall'Istituto di Oceanografia e Geofisica spiegano come un altro fenomeno, quello dei boati in Fadalto di tutt'altra origine, potrebbero tornare a ripetersi.
Mentre le scosse sismiche con epicentro Miane hanno riportato di prepotenza l'attenzione sul rischio terremoti in Pedemontana, con lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia che si è detto preoccupato per i movimenti della faglia ai confini tra il Trevigiano e il Bellunese, Nicola Casagli, presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale con sede a Trieste, spiega l'origine di un altro fenomeno che ha allarmato quell'area, in particolare il Vittoriese. I boati avvertiti in Fadalto che per lungo tempo hanno fatto temere che in zona si potessero scatenare fenomeni sismici rilevanti. I boati del Fadalto sono stati un fenomeno molto particolare, un fenomeno più idraulico che sismico, legati alle forti piogge che causarono l'alluvione del 2010. Qualche mese dopo tanta acqua che era piovuta si è infiltrata in profondità, ha raggiunto delle condotti carsici a grande profondità, generando movimenti su delle piccole fratture e quindi generando dell'attività sismica, cioè del rumore sismico, che però non è legato a sismicità, è legato a questi effetti idraulici. Non dunque boati legati a scosse, ma a fragori causati dallo spostamento di masse d'acqua che, spiega Casagli, potrebbero ripetersi anche in futuro. È possibile se si ripetono condizioni idrauliche e idrogeologiche analoghe a quelle che ci furono in quegli anni. Adesso parliamo di Covid e di fake news, purtroppo sempre presenti, perché continua ad essere virale sul web il video fatto girare dai Novax nel quale Zaia, il governatore Zaia, sostiene di non volersi vaccinare. Ed è una vera e propria fake news che vi spieghiamo mostrandomi cosa ha detto il governatore realmente quel giorno. Zaia e il vaccino. Da una parte la bufala. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Dall'altra la verità. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Ma non perché siamo dei cacca sotto, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona che ha 80 anni, 70 anni e dopodiché si passa a noi. La differenza sta in un taglio, una frase sospesa ad arte per stravolgere il senso del discorso. Fenomenologia di una fake news che gira da mesi nel mare magnum senza controllo del web, ma sempre riproposta per far abboccare chi ancora ci casca e a quanto pare non sono pochi. L'esca è questa. Noi non è che predichiamo dei vaccini e qualcuno dice voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini, sono sicuro che lui non l'ha fatto. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. In questo video Luca Zaia si ferma qui, non mi vaccino, una scelta in evidente contrasto con il monito costante ai veneti, vaccinarsi per combattere il Covid. Insomma, sembra incoerenza smascherata. Appunto, sembra, perché c'è un dettaglio non di poco conto. Questo video non è completo. Per capirlo basta vedere e sentire integralmente quanto detto dal governatore in sala stampa a Marghera. E l'altro elemento cruciale è la data, omissione dei professionisti della bufala. Le immagini risalgono infatti ai primi mesi del 2021, la campagna vaccinale era partita da poco, si stava programmando a livello nazionale le priorità per le fasce d'età. Ecco cosa diceva realmente Zaia quel giorno. Noi non è che predichiamo dei vaccini e qualcuno dice voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini, sono sicuro che lui non l'ha fatto. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Ma non perché siamo dei cacca sotto, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona che ha 80 anni, 70 anni e dopodiché si passa a noi. Però se qualcuno vuole fare una chiamata di popolo e garantircelo subito, se il popolo decide noi ce lo facciamo. Però io lo trovo poco corretto nei confronti di quei pensionati che ci stanno chiedendo tutti i giorni di avere il vaccino. Poi quando sarà la nostra ora lo faremo pubblicamente. Tant'è vero che nel pomeriggio del 12 maggio, secondo la fascia d'età corrispondente, il governatore si reca al punto vaccinale di Godega Sant'Urbano per la somministrazione della prima dose di Pfizer, ampiamente documentato dalle telecamere. Ecco dunque la ricetta di una fake news, tagliare dove fa più comodo per accalappiare chi non si prende la briga di controllare la fonte di quanto viene dimostrato. Un video peraltro già stigmatizzato da tempo dallo stesso Zaia, eppure nuovamente virale, tanto da provocare una nuova fiammata di indignazione pilotata in queste settimane. Pilotata, sì, e paradossalmente la stessa accusa che viene rivolta da Novax e No Green Pass ai giornalisti, la censura, qui è messa in moto da chi si professa paladino di libertà. Ma è quando si priva volutamente il cittadino della verità che nasce la dittatura, non di Stato, la dittatura del web.
E sono tante le cosiddette fake news anche sulle vaccinazioni in gravidanza, anche per questo da oggi è operativo e attivo all'ex Maber di Villorba il punto rosa. I chiarimenti riguardano la sicurezza dei vaccini, ovviamente, la compatibilità con le altre vaccinazioni, la compatibilità con il lavoro, perché gran parte di noi lavora e deve lavorare, altrimenti rischia il posto. Conseguenze sul feto, sul nostro bambino. Questa è la cosa più importante per quanto mi riguarda. Non ci danno risposte, onestamente. I medici che ci seguono non ci stanno dando delle risposte chiare. Un presidio anche contro le fake news. Il punto rosa aperto al centro vaccinale ex Maber di Villorba è a disposizione di tutte le neomamme tutti i mercoledì dalle 15 alle 19. Tra i timori e le preoccupazioni più grandi, spiega il dottor Busato, primario di ostetricia a Treviso, il fatto che un vaccino mRNA possa interferire con lo sviluppo del DNA del feto oppure che possa provocare aborto. Tutte notizie false, conferma, trovate su internet, smontate una ad una dagli ultimi studi scientifici a riguardo. L'obiettivo principale è quello di offrire un servizio all'utenza che possa mettere le mamme a proprio agio, nella condizione migliore per potersi confrontare con uno specialista, poter fare domande e ricevere anche risposte sulla base dei dati più recenti, più aggiornati. Da quando è iniziato il Covid, marzo 2020 fino ad aprile 2021, abbiamo avuto 19 gravide che sono risultate positive. Queste tuttavia non hanno avuto effetti così importanti come invece l'hanno avuto queste 6 gravide che abbiamo avuto in un mese solo. Ad allarmare i medici la gravità dell'infezione da Covid che proprio la variante Delta comporta. Gli ultimi studi hanno dimostrato che il vaccino protegge il feto almeno fino al 6° mese di vita, un traguardo importante per i neonati per dare loro il tempo di sviluppare le difese immunitarie nei confronti degli agenti batterici o patogeni del mondo esterno. Il rischio è che dobbiamo far nascere un bambino in un'epoca prematura con tutte quelle che sono le conseguenze magari della grande prematurità e noi vorremmo evitare questo, ecco. La cronaca adesso, un anziano derubato e ferito nel tentativo di fuga da 2 giovani nomadi, la prima di soli 16 anni, la seconda incinta. Prima hanno svaligiato l'appartamento, poi, per guadagnarsi la fuga, non hanno esitato a spingere a terra l'anziano padrone di casa che le aveva sorprese sul pianerottolo. 2 giovani nomadi, rispettivamente di 16 e 19 anni, sono state bloccate e arrestate dall'equipaggio di una volante della polizia ieri mattina intorno alle 11:30 in centro a Treviso. A chiamare le forze dell'ordine l'anziano che, rientrando in casa, ha sorpreso una delle 2 sul pianerottolo. Nemmeno il tempo di intimarle di andarsene che la complice ha cercato di uscire spintonandolo. In pochi minuti 2 volanti sono giunte sul posto, bloccando le 2 ladre mentre tentavano la fuga. Oltre ai gioielli appena rubati, avevano con sé anche 2 grossi cacciaviti utilizzati probabilmente per forzare la porta. Erano entrambe senza documenti, sono state portate in questura. Per la prima è stata accertata la minore età, ora si trova in un centro di prima accoglienza a Treviso, mentre la seconda, ora in carcere, è incinta. Per lei la questura ha già provveduto ad avviare le pratiche per ottenere il foglio di via. L'accusa per entrambe è di rapina aggravata, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. E proprio contro i furti intanto torna la vigilanza autofinanziata dai cittadini in ben 5 comuni, iniziativa dell'associazione Furti in Corso. Nata come pagina Facebook per trasmettere informazioni e notizie su furti nei paesi della provincia, l'associazione Furti in Corso è pronta per il 4º anno consecutivo a far ripartire il servizio di vigilanza privato nei comuni di Roncade, Silea, Carbonera, Casier e San Biagio di Callalta. Quest'anno i controlli dei vigilantes saranno estesi anche in una fascia oraria nuova dalle 18 alle 22. Una che è quella che copre i 5 mesi più fastidiosi, quindi dal 1 di novembre al 31 di marzo, che sono dalle 6 di sera alle 22, che è il momento clou purtroppo dei furti, perché con l'imbrunire succede quello, e l'altra fascia oraria che è tutto l'anno dalle 22 alle 06 di mattina. Il servizio di vigilanza privata è interamente pagato dai cittadini. Siamo riusciti come gruppo Furti in Corso a avere un gruppo di acquisto, chiamiamolo così per farsi capire, e quindi il serale, che è quello classico dei furti, va sui 13 euro al mese per 5 mesi, mentre l'altro va circa sui 16 euro al mese per tutto un anno. Sono 400 le famiglie inserite nel progetto, le richieste di adesione però sono in continuo aumento.
Sì, diciamo che sono aumentate perché il passaparola che hanno lavorato bene come istituto c'è stato e quindi aumentano sempre di più. Gli associati, in caso di movimenti o rumori sospetti nella loro proprietà, potranno chiamare immediatamente la vigilanza. In questi anni sono stati sventati molti furti in abitazione. Sono stati sventati tantissimi tentativi di furto che poi potevano essere anche tentativi di rapina, con l'assidua collaborazione delle forze dell'ordine, ovvero la guardia, la vigilanza controlla e se vede qualcosa di sospetto avvisa subito chi di dovere per intervenire. Quindi ha dato una mano veramente ai cittadini e si sentono un po' più protetti e aiutati. A proposito di sicurezza, ieri abbiamo raccontato delle richieste, le esigenze dei residenti vicini soprattutto alla zona della stazione di Olmi di San Biagio di Callalta, una zona appunto definita insicura per diversi motivi. Allora oggi il punto della situazione sul futuro dell'area con il sindaco Capelletto. In risposta al nostro servizio relativo alla stazione dei treni di Olmi, giudicata insicura e fatiscente da parte di un gruppo di residenti, è arrivata la replica del sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Capelletto. Abbiamo già ricevuto delle segnalazioni, degli attenzionamenti per quanto riguarda non solo quella stazione ma anche le altre due stazioni che sono presenti nel nostro territorio. Su questo stiamo procedendo anche con la collaborazione dell'ente della Ferrovia dello Stato in modo tale da poter mettere maggiormente in sicurezza, soprattutto per quanto riguarda dei punti luce, le stazioni varie e anche gli accessi. Sul fronte della sicurezza l'amministrazione comunale è pronta a far partire il controllo di vicinato. Il 14 ottobre alle 20:30 se ne discuterà in assemblea presso la sala consigliare. Siamo rimasti bloccati con il Covid in questo periodo perché non si potevano fare tutta una serie di incontri con la cittadinanza, ma adesso possiamo riavviare questo percorso e quindi promuovere questo controllo di vicinato anche per le stazioni. Il sindaco ha poi parlato del potenziamento della vecchia rete di illuminazione. Lo vogliamo fare su tutto il territorio andando a sostituire tutti i punti luce e anche implementando tutta una serie di situazioni dove non vi è illuminazione. Prenderemo sicuramente anche in considerazione il fatto di poter operare sulle nostre 3 realtà di stazioni ferroviarie. Torniamo a Treviso, entra in vigore il 1° ottobre l'ordinanza antismog, allora vi spieghiamo cosa succederà. L'Unione Europea ha sanzionato il bacino padano per un tasso di inquinamento elevato. Chiaramente le 4 regioni del bacino padano hanno poi ribaltato sui comuni sopra i 30.000 abitanti la richiesta di fare delle ordinanze antismog. Dal 1° ottobre entra in vigore l'ordinanza antismog che vede coinvolti i comuni sopra i 30.000 abitanti e resterà in vigore fino al 17 dicembre 2021. Comprende dalla situazione dell'Allerta Verde, quella subito in essere, fino agli Euro 3 diesel sia commerciali che civili, delle auto di tutti noi, e gli Euro 2 benzina. L'ordinanza prevede diversi livelli di allerta che funzionano da metro di misurazione per le limitazioni alla circolazione. Ci sarà a seguire, speriamo questo non avvenga, un'entrata in arancione quando ci saranno 4 sforamenti consecutivi che ci verranno indicati dall'ARPA, fino alla situazione di allerta rossa per 10 sforamenti consecutivi. Per l'allerta arancio entreranno anche gli Euro diesel, Euro 4, Euro 5, sia commerciali che di civili delle auto che noi utilizziamo. Dopo la pausa natalizia l'ordinanza verrà riattivata dal 10 gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022. Maggiori informazioni potranno essere consultate sul sito web comunale o sulle varie piattaforme social. In allerta verde sono previsti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30, mentre in caso di allerta gialla e allerta rossa tutti i giorni, compreso il fine settimana. E c'è da dire che vale per tutto il territorio comunale e soprattutto io sottolineo che ci sono delle deroghe. Inoltre, per il contenimento delle polveri sottili si terranno 3 domeniche ecologiche in programma il 10 ottobre, il 31 ottobre e il 21 novembre con la pedonalizzazione completa della zona dentro mura. E suggeriamo chiaramente di utilizzare i parcheggi esterni e poi di recarsi a Treviso o a piedi o meglio ancora in bicicletta. Ma il 1° ottobre sarà anche il giorno dell'arrivo della stangata per luce e gas, le bollette di luce e gas, una stangata minore rispetto a quanto preventivato perché c'è stato il decreto del Consiglio dei Ministri, ha cercato di metterci una pezza, chiamiamolo così, però la stangata ci sarà e allora abbiamo chiesto ai trevigiani come si comporteranno con questa stangata.
Quello che devo usare lo uso, cosa posso fare? Smettere di usare luce e gas? A noi non danno assolutamente sussidi a cose per cui pagheremo quello che si dovrà pagare finché ce la facciamo, se no spegneremo tutto. E lei signora che cosa ne pensa? Guardi, io ho un'attività, sono nel commercio, per cui spero che i prezzi vengano calmierati almeno per la piccola impresa, piccola e media impresa. Per quanto riguarda casa, mi dispiace perché ho l'auto elettrica. Risparmierò sia la luce che anche il gas. Come? Accendendo la luce solo quando corre. Sicuramente è esagerato l'aumento che stanno proponendo del 29%, 30%, ecco, quindi questo. Quindi come si adopererà in merito? Come tutti, penso che pagheremo la bolletta e basta, non c'è altro da fare. Lei come si adopera in merito? Pagando, faccio quello che devo, cercherò di stare un po' più attento e basta. Come cercherà di essere? Il governo faccia qualcosa, evidentemente, penso che sia utile che il governo faccia qualcosa, insomma. Nella mia nuova casa abbiamo i pannelli fotovoltaici e la pompa di calore e quindi saremo in grado di avere un grandissimo risparmio nonostante appunto l'aumento delle bollette. Ho appena cambiato casa e mi hanno assicurato che la parte energetica verrà coperta a gran parte da pannelli solari e quindi energie alternative. Per il resto non so, devo vedere. Più che lavorare di più, produrre più soldi non vedo come fare. Vedremo che accadrà. Noi invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torneremo a parlare delle elezioni amministrative a Conegliano. Rieccoci in diretta. Andiamo allora a Conegliano. Si avvicina, come per gli altri comuni al voto, la giornata dell'Election Day, insomma delle giornate di voto e poi di spoglio. Uno dei temi chiave a Conegliano, lo sappiamo, è quello del turismo ed è un tema sul quale le idee chiare la candidata a sindaco del centro-sinistra Francesca Di Gaspero. Conegliano e il turismo motore fondamentale per il rilancio della città del Cima, inserita nelle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Per la candidata di centrosinistra Francesca Di Gaspero, la prima parola chiave è PNRR. Dobbiamo innanzitutto sapere intercettare i nuovi finanziamenti che stanno arrivando tramite il PNRR. Il Comune di Conegliano deve aprire un ufficio che sia in grado di progettare e rendicontare i programmi, i progetti del PNRR, ma anche tutta la partita che riguarda i fondi europei. Non solo, Conegliano deve fare rete. Il Comune deve attivare delle relazioni con i nostri comuni limitrofi per creare una grande area vasta, in cui Conegliano deve rivendicare il ruolo principale. Conegliano è la più grande città della Sinistra Piave, ha le infrastrutture, faccio riferimento alla stazione e all'uscita dell'autostrada, e ha la capacità ricettiva e commerciale per svolgere un ruolo principale. Tutto questo senza dimenticare, spiega Di Gaspero, che siamo stati premiati non per il Prosecco, ma per le nostre colline, per i nostri capitelli, le nostre case coloniche. Assieme al prodotto, che chiaramente è il Prosecco, dobbiamo valorizzare anche tutta la partita naturalistica che abbiamo come patrimonio unico al mondo. Ha voluto invece incontrare gli operai dell'Electrolux il candidato sindaco della lista Norimberga 2, Lorenzo Damiano, tra i primi a contestare le restrizioni imposte dal Green Pass. Il candidato sindaco deve sporcarsi le mani in mezzo alla gente che soffre per causa di questo Green Pass. Non una scelta casuale. L'obiettivo principale della lista è contrastare le restrizioni. Prima tra tutte proprio il Green Pass, che qui all'Electrolux ha scatenato polemiche e reazioni. Questi operai sono distrutti, massacrati. O ti fai il Green Pass o stai a casa, non ti licenziano, non prendi soldi. Questa è una dittatura violentissima. La nostra è una posizione di giustizia, di libertà e di civiltà. Ci stanno togliendo di tutti i diritti. La maggior parte degli operai che sono qui devono mangiare, non possono neanche mangiare nella mensa, devono mangiare nelle scale. Siamo tornati indietro di 80 anni. Deve diventare un tema amministrativo, ma soprattutto deve diventare il tema, cioè la libertà. Chi amministra, ma in generale chi ricopre ruoli istituzionali, deve, conclude Damiano, mettersi al servizio di questo obiettivo. La politica è assente, è fallita completamente, è fallita ovunque. Il popolo deve diventare sovrano, il popolo deve riprendersi in mano la politica.
Una seduta del Consiglio Comunale particolare quella di oggi a Treviso, perché proprio all'inizio della seduta del Consiglio Comunale il sindaco Mario Conte e il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli, a nome della comunità trevigiana, hanno consegnato un attestato di riconoscimento e una targa a Fausto Pinarello della Cicli Pinarello, e alcuni esemplari magnifici delle bici Pinarello erano proprio presenti in Consiglio Comunale a Palazzo dei 300, insomma le bici che hanno portato le vittorie al Giro d'Italia, alle Olimpiadi e poi anche al Mondiale. L'attestato perché Fausto Pinarello è riuscito a portare negli anni un marchio già simbolo di eccellenza e made in Italy sul tetto del mondo, impreziosendo con mezzi di straordinaria qualità le imprese dei migliori sportivi. Questa è la motivazione dell'attestato. A Zero Branco invece parliamo di una anziana, nonna Assunta, che ha compiuto 100 anni, ma che ha anche voluto raccontare in un libro le sue storie di vita e di un'intera comunità. Una vita da raccontare attraverso storie e aneddoti di una famiglia e di un'intera comunità. Così i racconti di nonna Assunta, centenaria di Zero Branco, sono stati raccolti in un libro voluto e ampiamente condiviso dalla cittadinanza e dal comune stesso attraverso dei post scritti dapprima su Facebook dalla figlia dell'anziana e poi raggruppati in un unico volume. Nonna Assunta, che proprio oggi compie 100 anni, ha saputo ricostruire i suoi ricordi con il distacco e la serenità di chi sa di aver giocato pienamente i vari tempi della propria vita. Complimenti a nonna Assunta a Zero Branco. Noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno per parlare di vaccinazione anti-Covid, perché nell'ULSS Dolomiti è partita oggi in 4 sedi vaccinali la terza dose, accesso libero per gli over 80. Terza dose, nell'ULSS Dolomiti è scattata la vaccinazione per gli over 80 con accesso libero da Sedico a Feltre e da Cesio Maggiore a Tai. Abbiamo cominciato da oggi con l'accesso libero per gli over 80, ci stiamo organizzando per le case di riposo e prossimamente, quindi nei prossimi giorni, gli over 80 potranno direttamente prenotare. Intanto abbiamo iniziato con l'accesso libero in modo tale che tutti gli over 80 che abbiano completato il ciclo vaccinale a 6 mesi di distanza possano accedere direttamente a fare la terza dose. Ieri sono arrivate le linee guida della Regione. Da ieri è arrivata la nuova circolare che ci dà le indicazioni anche di iniziare con gli over 80, con tutti gli ospiti delle case di riposo e il personale che lavora nelle case di riposo, e poi anche con i nostri dipendenti, quindi i dipendenti del sistema sanitario regionale, che abbiano però più di 60 anni. Il calendario arriva fino al 3 ottobre in diversi centri vaccinali. Ulteriori giorni saranno decisi e indicati nel sito dell'ULSS Dolomiti. Nei prossimi giorni invece verrà organizzata la terza dose per il personale sanitario over 60 o con patologie. In questo caso ci saranno chiamate dedicate. Sul fronte contagi la situazione è sotto controllo, anche se 4 persone rimangono ricoverate in terapia intensiva, 2 nell'ospedale di Belluno e 2 a Feltre. Oggi abbiamo rilevato più 5 nuovi positivi, quindi i nostri positivi attuali sono 175. Abbiamo circa 574 persone in isolamento e abbiamo un'incidenza settimanale di 42 su 100.000 abitanti. Per quanto riguarda invece i ricoverati, sono ancora 9 le persone ricoverate, 5 in area non critica, 4 purtroppo invece sono in rianimazione, 2 sono a Belluno e 2 sono in rianimazione di Feltre. Oggi è la festa di San Michele Arcangelo, patrono della polizia. Belluno è stata l'occasione per fare il bilancio di un anno fra pandemia e mondiali di sci particolarmente impegnativo. È stato un anno dal quale la Polizia di Stato è uscita, posso dire, con successo, portando a compimento tutte quelle che sono le aspettative dei cittadini, che sono le aspettative di sicurezza da una parte e dall'altra parte delle aspettative di accoglienza e di tutela. Un anno impegnativo, ha spiegato il questore, fra le problematiche legate alla pandemia e i mondiali di sci. Un bilancio comunque del tutto positivo. Abbiamo risposto, ha detto, alle esigenze dei cittadini ed oggi, in occasione della festa
festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto, come ad esempio gli agenti Giuseppe Lograsso e Marco Perretta, che hanno sostenuto ed aiutato la signora Vignolle, vedova di Tonino Zampieri, 65enne molto conosciuto nel bellunese, deceduto a causa di un incidente in montagna lo scorso 12 agosto. Premiati con queste motivazioni, giunti sul sentiero in ausilio alle ricerche in atto, supportavano la donna che aveva assistito all'incidente mortale del marito, dimostrando non comuni qualità umane e professionali. Ed oggi presente la vedova assieme alla figlia Chiara. Noi ci tenevamo pubblicamente a ringraziarli, come ho detto prima, non è solo per aver compiuto il loro dovere, ma è per il modo in cui l'hanno compiuto, per la professionalità ma anche la vicinanza umana che ci hanno dimostrato. In un momento del genere per noi ha fatto un'incredibile differenza e di questo li volevamo pubblicamente ringraziare e volevamo sottolineare. Sono stati inoltre consegnati dei riconoscimenti alla provincia di Belluno per la particolare vicinanza dimostrata alla Polizia di Stato in ragione dei lavori eseguiti presso la sede degli uffici, rendendo disponibili maggiori spazi di lavoro. Non solo, ma il questore ha voluto ripercorrere questo difficile periodo di pandemia. Il precedente direttore della USL, scherzando, mi disse: se andiamo avanti così arrivate all'immunità di gregge della polizia, perché abbiamo avuto una percentuale notevole, tanto alta nella prima ondata che venne il capo della polizia a luglio del 2020 proprio per dare un sostegno alla questura. Parliamo di noi in chiusura, parliamo di Media Nord-Est con la grande opportunità domani sera dalle 21 per gli spettatori del gruppo Media Nord-Est. Su Tele Nord-Est, infatti, canale 19, sarà possibile assistere in chiaro al match di Champions League tra Juventus e Chelsea. Le emozioni della super sfida di Champions League tra Juventus e Chelsea in chiaro per tutti i telespettatori domani sera su Tele Nord-Est, emittente del gruppo Media Nord-Est. Il match, che sarà disputato questa sera all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile solamente per una ristretta fascia di pubblico abbonata a un servizio streaming. Ma domani sera alle 21 tutti avranno l'opportunità di vedere la partita in esclusiva su Tele Nord-Est, tasto 19 del telecomando. Giovedì sera la Juventus gioca contro il Chelsea su Tele Nord-Est, una straordinaria opportunità per vedere in chiaro una delle partite più belle di questo turno di Champions League, un grande regalo a tutti gli appassionati di calcio, juventini e non, e soprattutto a chi segue Qui Studio a Voi Stadio. Nella cornice di Qui Studio a Voi Stadio, il match che vede di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri e i londinesi trascinati dall'ex nerazzurro Romelu Lukaku. Due giganti del calcio europeo che si incrociano nella prima fase a gironi, una partita degna di una finale che vede entrambe le squadre con all'attivo 3 punti, frutto delle vittorie contro Malmo e Zenit. In gioco la testa della classifica, Juve e Chelsea daranno il massimo, uno spettacolo che tutti potranno vedere domani sera in chiaro a partire dalle 21 su Tele Nord-Est. Ed è tutto davvero, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Aria più fresca scorre sull'Italia nella giornata di giovedì 30 settembre, tempo sostanzialmente stabile, ma clima più fresco. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al primo mattino residua nuvolosità, soprattutto in pianura, con crescenti rasserenamenti a partire dalle zone più settentrionali della regione. A seguire cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura, salvo per possibili maggiori annuvolamenti sulle zone montane e pedemontane. Venti moderati nord-orientali, temperature come detto in lieve calo, minime tra 10 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui sarà molto nuvoloso o coperto inizialmente, più sole invece con il passare delle ore. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui qualche addensamento in giornata, ma sarà del tutto innocuo, prevale comunque il sole.
Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 22-23 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.